Giovanni Paolo I è beato. Albino Luciani, già vescovo di Vittorio Veneto, è salito agli onori degli altari in una viva, intensa e partecipata celebrazione, presieduta questa mattina in piazza San Pietro da Papa Francesco. Diverse centinaia i fedeli accorsi in Vaticano dalle diocesi di Belluno Feltre, Vittorio Veneto e dal Patriarcato di Venezia, per la prima parte della messa, costretti a ripararsi dalla pioggia battente. A sancire la proclamazione, il momento in cui è stato scoperto il ritratto di Luciani sulla facciata della Basilica. Numerose le personalità del mondo istituzionale nazionale e locale, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'omelia il Pontefice ha sottolineato come Luciani sia stato pastore mite e umile, riuscito a incarnare con il suo sorriso il volto di una Chiesa serena e lieta, vivendo nella gioia del Vangelo senza compromessi. La memoria liturgica di Luciani sarà il 26 agosto, giorno delle elezioni a Pontefice. Grande gioia ed emozione quando il Pontefice ha salutato i fedeli delle 3 diocesi, che hanno risposto con un'ovazione calorosa. Saluto tutti voi pellegrini, in modo speciale i fedeli di Venezia, Belluno e Vittorio Veneto. Alla fine della cerimonia, Bergoglio ha girato per piazza San Pietro con la sua papamobile, accolto da forti applausi.